Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, nel video post partita di Crotone Cagliari. Da quanto tempo è che non sorridevo dopo un post partita? È allucinante, allucinante. Tanto qua Simeone che riprende palla. Gli famo il terzo? No, va bene così dai. Ehm, Penso che il titolo del video sarà la cosa che ho provato, ovvero non mi ricordo più cosa succede quando non si perde, perché io sinceramente, raga, veramente non me lo ricordavo. Si torna a una vittoria, si torna a una vittoria importantissima, si torna a una vittoria che serviva come il pane, soprattutto in vista delle prossime partite, perché per fortuna o per sfortuna abbiamo la squadra che ci sta sopra che non ha giocato, quindi a livello di punti è rimasta così. Ricordiamo che comunque pendono eventuali 3 punti per il Torino, potrebbe ricevere 3 punti a tavolino per la partita con la Lazio, per il caso Tamponi, quindi ricordiamoci di questa cosa. Però noi oggi abbiamo fatto l'unica cosa che contava fare, ovvero vincere. Intanto Ninja, bello, peccato che l'ha parato. Contava solo vincere e oggi il Cagliari l'ha fatto. Non voglio dire nulla a livello di prestazione di nessun giocatore, anche perché poi io il primo tempo non l'ho guardato, quindi non sarei disonesto a dare giudizi sui giocatori basandomi soltanto sul secondo tempo. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' storcere il naso, ma non riguarda un giocatore singolo, ma riguarda la squadra, è come abbiamo giocato il pallone sul finire del secondo tempo, come abbiamo fatto quel giro palla, un qualcosa che veramente molto molto strano. E prima che finisca il video, è chiaro come questa partita, e l'onestà intellettuale è d'obbligo, l'ho sempre criticato, ho sempre detto che non mi piace, l'ho sempre detto le peggio cose, però quando fa bene non ci si può nascondere dietro a un dito. E oggi la partita l'ha vinta Pavoletti, perché gol, rigore rimediato, ha portato i 3 punti a casa dopo non si sa quante partite, quindi questa vittoria secondo me è targata solo ed esclusivamente Leonardo Pavoletti, quindi meriti a Pavo, tanta roba, vittoria che serviva, vittoria che dà morale, vittoria che fomenta, e adesso pronti per mercoledì per cercare di continuare a fare queste prestazioni, a cercare di vincere. Non importa se si gioca bene, non importa se si gioca male, l'importante adesso è il risultato. Oggi è arrivato e dobbiamo continuare così. Santo Paoletti. Sono contentissimo perché poi io ripeto, quando dei giocatori fanno bene, a prescindere che a me piacciono o meno, se indossano una maglia del Cagliari, io pretendo che facciano bene. Quindi oggi Paoletti veramente nulla da dire, contentissimo, veramente contentissimo, e speriamo bene per mercoledì. Ragazzi, adesso più che mai, sempre Forza Casteddu, avanti per la prossima. Io vi mando un bacione, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!